Doppio senso di marcia su una corsia da lunedì, la demolizione con tanto di esplosione del tratto in direzione Padova il 24 giugno. Ecco le novità per il ponte sul Brenta della Valsugana a Curtarolo, da tempo bisognoso di essere sostituito. Dopo la demolizione resteranno al loro posto le pile e andrà gettata la nuova base, quindi posato il nuovo manufatto in ferro, che è già pronto. Una intera estate di lavori per la tanto attesa messa in sicurezza del ponte, con possibile inaugurazione ai primi di ottobre. Ma la demolizione sarà il giorno 24 di giugno, i disagi saranno limitati perché la durata dell'operazione sarà di circa 10 minuti, quella che riguarda praticamente la distruzione del ponte a monte. E poi il traffico scorrerà normalmente nell'altro ponte, nel ponte a valle, per una durata di circa 4 mesi, a doppio senso di marcia, quindi i disagi saranno sicuramente ridotti al minimo sia il giorno 24 che poi nei successivi 4 mesi. Per il nuovo ponte la Regione ha investito 3 milioni di euro attraverso Veneto Strade, mentre la progettazione è stata a cura della provincia di Padova, competente in quel punto della SR 47.